E dopo l'alba al lago Welsberg, che avete appena visto, saliamo verso il castello Mitonadico, che è proprio qua sopra noi. Faremo una tappa rapidissima, magari una dronatina. Vediamo se decolla. Si decolla. E poi ci spostiamo. Va bene, comincia a salire, va? Yes. Di là. Castello qui su sembrerebbe non ci si possa arrivare. C'è un cartello di sono delle transenne, insomma pare che non ci si possa Caduta arrivare, massi. quindi dronatina e via. Ed eccoci, abbiamo lasciato il lago Welsberg stamattina e ora ci siamo trovati dopo un paio d'ore di guida, un pranzo di cui ora vi parleremo. Siamo a Pianosteria, siamo praticamente all'interno del... Tra Veneto e Friuli. Fra Veneto e Friuli, brava, e siamo all'interno del Bosco del Canziglio, circondati dal Bosco del Canziglio. Ora ci faremo una passeggiata per godercelo, diciamo, nella sua veste autunnale. Pranzo l'abbiamo fatto alla Locanda del Capriolo, dove abbiamo preso un piatto con pastin, Sì. che è una specie di Una specie di hamburger di carne maiale mista, maiale e manzo, e poi con funghi, polenta e formaggio. E io invece ho preso un medaglione di cervo al pepe verde, spettacolare, tutto buonissimo. Molto buono. E poi torta La Linz-Torte. Linz-Torte e uno strudel di mele, Buono. molto buoni anche quelli. Quindi se siete in zona vi possiamo dire Consigliato. che la Locanda del Capriolo va bene, ve lo consigliamo. Ora vediamo di capire cosa fare in queste 2 ore di sole che abbiamo. Ed eccoci, abbiamo appena parcheggiato, siamo sull'altipiano del Canziglio e stiamo facendo una passeggiata, diciamo, molto casuale, non abbiamo studiato molto. Già mi ha bacchettato, visto? Lo stavo dicendo io, mi stavo autodenunciando, manco il piacere di autodenunciarmi, manco quello. Stiamo facendo una camminata, vediamo quello che becchiamo, se non becchiamo niente, amen, sarà una passeggiata nel bosco. E così, una brutta vita, è difficile. Arpia. Tra l'altro ci siamo resi conto, abbiamo parcheggiato accanto al Golf Club Piano del Canziglio. Ce n'è tanti che giocano a golf qua sopra, ma veramente tanti. Certo è un bel piano, una bella spianata bella grande, quindi è tutto a prato, quindi Sì. voglio vedere, insomma, giocare a golf credo venga naturalissimo. E niente, c'è un bel odore di vacca, quelle proprio che ti accompagnano
per giorni. Che devi dire tutto. È perché stiamo raccontando la realtà, non è che stiamo raccontando un sogno. È odore di concime. No, quello era proprio vacca. Però fa parte dell'ambiente. Comunque è bella, la passeggiata già all'inizio molto bella. E alla fine del sentiero degli slipari, non lo sappiamo, si ricongiunge, qua c'è il cartello della fine del sentiero, si ricongiunge questa strada carrabile, strada forestale. Noi ora riscendiamo per questa strada forestale verso il van che abbiamo lasciato appunto all'inizio del sentiero, no, nemmeno all'inizio del sentiero degli slipari, diciamo di fronte, come vi dicevamo, il golf club. Il sentiero, questo che abbiamo fatto finora, molto bello, si passa nella parte di bosco spettacolare, veramente bello. E abbiamo preso anche il momento perfetto, i colori sono belli rossi, peccato che c'è una velatura davanti al sole che rende la luce un pochino più fredda, se no sarebbe stato perfetto, ma chi siamo noi per lamentarci. Niente, dovrebbe essere una discesa, una passeggiata in discesa un po' più lunga della salita, perché fa un giro un po' più largo, ma facile, nella speranza di riuscire a vedere qualcos'altro da fotografare e da riprendere. Elisa sta parlando troppissimo, ma proprio troppo. Però il meteo è stelato, quindi neanche il tramonto. E arrivati al segnavia del sentiero 0, praticamente sarà andato dopo che hanno numerato tutti quanti e quindi è andato al sentiero 0, noi scendiamo per di lì e fra un pochino dovremmo essere di nuovo al parcheggio. Elisa è partita a fretta, guardatela, in fuga per la vittoria, è in attesa del primo premio per la discesa libera della foresta del Canziglio. E in questo punto noi siamo scesi dalle nostre spalle in questo momento, vedete il sentiero di dietro di noi, e prima siamo saliti da qui, salendo a destra, il sentiero degli slipari o chiamatelo come volete. Ho coperto Elisa, non si fa. Va bene, adesso è una passeggiatina verso il van, ci vediamo al van. Abbiamo dimenticato di far partire Relive. Sì. Quindi fidatevi del percorso come ve l'abbiamo raccontato, così. Amen. Ed eccoci arrivati al van. E passeggiata finita.
ora ci spostiamo, non abbiamo ancora ben deciso dove, forse abbiamo un'idea, ma lo scopriremo quando ci arriveremo, se l'idea sarà confermata. Intanto ci spostiamo. Bella passeggiata, sicuramente il Bosco del Canziglio merita più delle 2 ore che gli abbiamo dedicato. Foresta del Canziglio, non bosco. È enorme. Però vabbè, oggi avevamo 2 ore, in realtà ne avevamo 4, ma 2 le abbiamo spese a mangiare. E niente, va bene, ci vediamo o stasera o domani direttamente. Ciao! Ed eccoci, la ricerca dello spot in cui dormire è finita verso Isola della Donzella, nel delta del Po, nel comune di... l'ho letto, me lo sono dimenticato. Va bene, e siamo comunque nel delta del Po. Abbiamo visto un'alba che, pur molto diversa da quella vista sulle Dolomiti, aveva il suo perché. Siamo ancora avvolti nella nebbia della mattina in pianura padana, nonostante siano le 9, quindi mattina fino a un certo punto. E ora comincia una lunga discesa in autostrada. Che facciamo? Lo finiamo qui? Sì. Non sappiamo. Allora, restiamo così. Noiosa. Vi risparmiamo la parte noiosa del viaggio. Se dovessimo fare stasera qualcosa di interessante, il saluto che vi stiamo dando adesso non vale. D'accordo? Se finisce qui, finisce qui. Va bene? È stato un piacere come sempre. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ed eccoci la ricerca del... Scusate, ecco. Ed eccoci la ricerca della...